Sono sempre più i giovani della provincia di Nuoro che mostrano un rinnovato interesse per l'agricoltura. Tra le motivazioni sia la difficoltà di trovare occupazione nei settori tradizionali, ma anche le opportunità costituite dai nuovi bandi dedicati. È quanto sottolinea l'APAN Sardegna in una nota firmata dal direttore Gianfranco Seddone. Attraverso l'agricoltura, rileva l'APAN, si possono raggiungere tre obiettivi: la possibilità di un riscatto sociale, la riduzione della povertà, il rilancio e l'accelerazione dello sviluppo economico delle zone rurali. Nell'ultimo mese sono rivolti all'APAN Sardegna tanti giovani, alcuni interessati ad avviare un'azienda in apicoltura, altri con progetto di rilancio dei vigneti, ma anche di dare vita a una fattoria didattica. Quanto alle opportunità rivolte ai giovani, l'APAN ricorda che esiste un bando nazionale che prevede un premio di 70.000 euro in conto interessi per l'insediamento e il subentro in agricoltura, per l'acquisizione, lo sviluppo e l'ampliamento delle aziende agricole. Oltre al premio sono previsti finanziamenti a tasso agevolato con un minimo di 250.000 euro sino a un massimo di 2 milioni di euro da restituire in 15 o 30 anni. Altre risorse, ricorda la nota del direttore Seddone, possono arrivare dal piano di sviluppo rurale 2014-2020 finanziato dall'Unione Europea per un importo di circa 1 miliardo e 400 milioni. Con questi fondi si può innovare e potenziare la competitività delle aziende agricole. La Sardegna nel 2015, prosegue la nota dell'APAN, ha conseguito un valore aggiunto di 1 miliardo e 300 milioni di euro in agricoltura, con una crescita del 2,1% rispetto all'anno precedente, oltre che a un incremento dell'occupazione del 12,5%. La nota dolente, ricorda l'APAN, rimane la difficoltà di accesso alle linee di credito messe a disposizione dagli istituti finanziari. Anche per questo l'APAN Sardegna è impegnata in prima linea su questo fronte, con nuove strategie per affiancare i giovani che volessero dedicarsi, come i loro padri o nonni, all'agricoltura.